Se coach Daniele Santarelli gli allenamenti li segue tramite una piattaforma a cui è collegato dalla Thailandia, forse non in diretta visto il fuso orario, chi vi assiste dal vivo sono i tifosi della compagine giallo-blu. In 500 al Palaverde per l'avvio della preparazione stagionale e la presentazione delle nuove arrivate. Tifosi non solo dalla Marca, Vicenza, Pordenone, Rovigo, partenza di mattina presto per essere al Palaverde alle 10 e assistere al primo allenamento. È una squadra fantastica e merita. Merita venire anche qua d'estate. Certo, e seguire anche gli allenamenti anche durante tutto l'anno. Curiosità per vedere com'è, oltre, diciamo, dentro le quinte, perché sì, le partite sono una cosa, ma respirare un po' di moco. La scorsa stagione sono state 111.000 le presenze sugli spalti al Palaverde e anche in un martedì mattina d'agosto il popolo dei fedelissimi delle Pantere riempie la tribuna. In campo la nuova Imoco 2025-2026 che inizia la preparazione con l'aiuto delle giocatrici delle giovanili. Tra il pubblico ragazzi e ragazze che amano questo sport anche al di là del tifo. Tu giochi a pallavolo? Sì, giocavo, ma quest'anno smetto. Perché? Perché vado all'università e non riesco a combinare. Però c'è un po' di tristezza quando si molla uno sport come questo. Sì, perché comunque lo praticavo da 6 anni e quindi non tornare ad allenarmi sarà un po' strano, ecco. Spero che ci vediamo, immagino tutti in Piazza Civa con gli stessi limoni e gli stessi sorriso che l'anno scorso, quindi significa che vinceremo qualcosa. Ciao! Allenamenti che proseguiranno tutta la settimana, salvo venerdì, sempre a porte aperte alle 10 al Palaverde.